Bene, eccoci insieme anche oggi. Abbiamo il piacere di avere ospite con noi un collega, Massimo Bernardo, profondo conoscitore di materie legate alla nautica e alla cantieristica, presidente del Propeller Club Port of Venice, con sede nel capoluogo regionale, e con lui insomma l'opportunità per tornare a parlare del futuro della crocieristica a Venezia. Qualche dato che ho letto da un suo interessante articolo in cui le banchine del capoluogo veneto vengono definite le banchine dogali, cioè producono 400 milioni di euro come impatto economico sul paese, 4.000 posti di lavoro, 150 milioni di spesa fra turisti ed equipaggi, che vale a dire 426.000 euro al giorno, esatto, suddiviso per 365 certo, giorni, ma questa cifra arriva a 676.000 se si considerano solamente i giorni in cui c'è almeno la presenza di una nave in porto. In una classifica dei porti del Mediterraneo, il primo per quanto riguarda la crocieristica, il primo porto è Barcellona, poi c'è Civitavecchia che funziona insomma da porto di Roma, certo, poi quinta è Venezia e poi proseguendo sesta Genova, settima Napoli, undicesima Livorno, quindicesima Savona, sedicesima La Spezia, diciottesima Bari, diciannovesima Palermo. Questo intanto per dare alcuni dati. certo. In questa classifica quello che mi ha colpito è che non c'è Trieste. Cito Trieste perché nell'impasse della crocieristica veneziana viene indicata come il competitor futuro, ma mi pare che allora siamo ancora Io indietro. Credo... sì, infatti. Deve recuperare molta strada da fare. Dunque, guarda, con grande soddisfazione le categorie economiche veneziane. Ovvio. Trieste, dico purtroppo per loro, hanno soltanto una banchina che è quella diciamo adiacente alla stazione marittima e quindi devono fare una nave per volta. Noi a Venezia abbiamo 7 ormeggi e quindi abbiamo la possibilità di ospitare 7 navi in contemporanea, 7 navi che vanno mediamente dai 3.500 ai 4.500 passeggeri per nave. Quindi, dovessero arrivare su tutti e 7 è un'altra città che sbarca. Purtroppo no, sono tante città, ogni nave rappresenta una città. No, dico, ma 4.000 persone ogni nave, 7 sì, navi, se dovessero arrivare tutte e 7 vuole 28.000 persone che arrivano tutte e 7 tra il venerdì e ripartono il lunedì. Vabbè, e questo è il problema di Venezia. Ma ogni fine settimana è sold out? Certo. Il problema di Venezia, sì, infatti Venezia appunto è il secondo porto del Mediterraneo dopo Barcellona, cioè il terzo porto proprio per quello. Il problema è la gestione dei flussi di Venezia, certo, perché oggi abbiamo una città che grida contro le crociere, eccetera, però ragazzi qui si tratta di un'incapacità di gestire i flussi, perché è ovvio che che Venezia, essendo tra l'altro home port, quindi tu hai l'imbarco e lo sbarco, cioè non è un porto di transito, e da qui si scatena tutto un grosso problema. Perché le indicazioni sul futuro prossimo invece per Venezia non sono positive, perché vedo che in un settore per cui nel 2020 è indicato un incremento del 6,2% con 13.700.000 passeggeri, sì, a Venezia invece è indicato... No, con 1.300.000 passeggeri. Ok, io ho letto male io, sì, giusto. E a Venezia invece è indicato un decremento dell'1,6%. Ecco, questo decremento è imputabile all'incertezza del futuro del porto crocieristico di Venezia, che si riferisce alla non certezza da parte degli armatori se potranno continuare o meno a venire a Venezia. E i motivi non sono soltanto diciamo della gestione dei traffici eccetera. Il problema è che Venezia, il porto di Venezia in generale, ha problemi di escavo dei canali, perché come fare un aeroporto senza piste se tu non sdraghi i canali di grande navigazione. Certo. C'è il problema del Mose, che resta sempre un grosso punto interrogativo, perché quando sarà chiuso il Mose non è che una nave da crociera possa rimanere in grada ad aspettare che... C'è il problema dei nuovi progetti per evitare che le navi da crociera, le grandi navi da crociera, passino per il canale di San Marco, e quello è uno dei tanti problemi. Certo. Ecco, questo è... Ecco, io prima ricordavo il ruolo di presidente del Propeller Club, lo dico con un sorriso, cioè voi quando vi trovate alla fine prendete qualcosa contro la gastrite, perché dico del problema della crocieristica a Venezia se ne parla solamente quando c'è
un incidente per 15 giorni perché non se ne parla più. E sembra che la soluzione sia il giorno dopo. Ecco, io intanto voglio ricordare cos'è il Propeller. Il Propeller è un club mondiale che di tutte quelle imprese, quegli owner, cioè i proprietari di quelle aziende che si occupano dei problemi del trasporto in generale, tanto per chiarire. Non è che ci venga il bruciore di stomaco, ci viene l'esaurimento nervoso, perché sono 30 anni che andiamo avanti con questo discorso e cambiano i governi, cambiano i ministri, ogni ministro, ogni governo fa delle proposte, eccetera, però alla fine mancano i fatti. Tante promesse, tante chiacchiere, ma i fatti, non ci sono i fatti. E se consideriamo che l'armatore deve pensare a posizionare il suo viaggio 2 anni prima, a scegliere il porto, eccetera, eccetera, perché abbiamo detto si muove una città, quindi pensate soltanto ai servizi, i tecnico-nautici, rimorchiatori, piloti, e i servizi a terra, il rifornimento, cioè tutte le aziende del Veneto, parlo dell'ortofrutta, dell'acqua minerale, eccetera, essendo Venezia home port, sono aziende che riforniscono queste navi, senza pensare... Home port vuol dire che è il capolinea, che definiamola così. Sì, è il capolinea dove la nave arriva, si rifornisce, eccetera. Cioè non è un porto di transito dove la nave arriva e riparte. No. E quindi c'è tutto un indotto. C'è tutto un immenso indotto che riguarda l'economia di questa regione e non solo di questa regione, di tutto il nord-est italiano. Allora, mi sembra di sparare sulla Croce Rossa a questo punto, però mi domando, prima parlavo della gastrite in maniera... Ecco, ma quando ho letto che non c'è Trieste fra i primi 20 porti, cioè quando il ministro Toninelli proponeva Chioggia, appunto, ridevate, cioè, insomma, con tutto il rispetto. Con tutto il rispetto si sorrideva, perché in realtà Chioggia ha un grosso problema, e il problema intanto dei fondali, perché non ha fondali sufficienti. E poi porto che conosci bene, peraltro. Sì, lo conosco bene. Il ministro Toninelli, probabilmente, poiché forse, questa è la mia idea personale, il sindaco era del suo stesso partito, probabilmente, e siccome anche Chioggia fa parte comunque dell'autorità di sistema del porto di Venezia, perché i 2 porti, Venezia e Chioggia, sono gestiti da un unico ente, dalla stessa autorità, per cui probabilmente ha fatto un po' di spezzatino. Sì, però mi pare, cioè sei dietro Trieste, figuriamoci Chioggia, intendo dire. Chioggia hanno fatto una stazione marittima, io penso che Chioggia andrebbe bene come porto, diciamo, per il cost to cost dalla Croazia, eccetera. Dico perfino con gli aliscafi, con mezzi leggeri, veloci, ecco, perché questo è un collegamento che in realtà forse potrebbe essere... No, ma non era assolutamente per diminuire Chioggia, voglio dire, ma appunto ognuno deve avere delle navi tarate sulle proprie disponibilità. Esatto. E quindi, secondo Massimo Bernardo, quale potrebbe essere l'ipotesi realistica futura? Cioè le grandi navi a Marghera, le grandi navi porto offshore, ce n'è di tutto. Ce n'è di tutto. Ecco, io credo che come presidente del Propeller, perché il Propeller tra l'altro è un club culturale, cioè noi non possiamo dare indicazioni. No, ma magari noi possiamo solo protestare e dire, signori politici, decidetevi una volta per tutte. Avete fatto dei comitatoni, avete fatto dei comitatini, però queste aziende che ogni giorno devono scommettere sul proprio futuro devono sapere, diciamo, come regolarsi. Questo è il nostro appello. Noi non siamo dei tecnici, eccetera. Abbiamo comunque anche delle proposte attraverso dei nostri soci, c'è chi dice lo mettiamo a San Leonardo perché è un porto pronto, eccetera, però c'è sempre un grosso problema che il terminal di Venezia, oltre a movimentare 1.600.000 passeggeri all'anno, movimenta circa 4 milioni di bagagli. E questi bagagli ovviamente devono transitare dal punto di arrivo della nave, dall'ormeggio, all'aeroporto, alla stazione, negli alberghi veneziani, perché c'è gente che arriva 2 giorni prima. È un'economia complessa. È un'economia complessa, capito? Quindi questo è il problema. Poi c'è il progetto della Duferco, mettiamo, dice, le navi a Punta Sabbioni. Allora, le ipotesi, anzi più che le ipotesi, le proposte. Le ipotesi progettuali e le proposte sono tante, però quello che manca è una decisione che assicuri il mondo imprenditoriale sul futuro della crocieristica veneziana. Ma la domanda ve la sarete posta del perché. Voglio dire, pare è una di quelle tante situazioni italiane in cui purtroppo deve succedere non so che cosa, visto che parliamo di Venezia, speriamo non succeda niente, ma insomma 2 o 3 volte ci siamo andati vicino, perché qualcuno veramente decida, perché pare incredibile che non si riesca. In effetti non è una cosa facile, no. però insomma
almeno si decida e si agisca. Certo, allora, Veneziani docet, sì, insomma. veneziani docet. Alla Ecco, fine una decisione la prendevano. esatto, sì, certo che sì. Tutto nasce però dal famoso naufragio di Schettino, da lì si apre il grosso problema. Adesso io non lo so, non posso dirti chi ha ragione e chi ha torto. Io penso che il torto e la ragione non sono mai da una parte sola, per cui io penso che... Ma credo che da veneziano, come tutte le persone secondo me di buon senso, capisca che quelle navi sono un po' troppo grandi per passare in quel luogo. Allora, c'è chi dice che l'impatto dimensionale spaventa. Cioè, C'è chi dice però che queste navi più grandi sono e più moderne sono, hanno maggiore sicurezza perché hanno la tecnologia avanzata. gli ultimi episodi però, Ecco, qualche dubbio l'hanno sollevato. C'è chi mette in discussione. E poi l'imponderabile può sempre succedere. Che può succedere? Ecco, quindi non Siccome c'è una città in gioco. Infatti, ecco, questo è il problema e da qui lo scontro che c'è nella città tra... diciamo, anzi più che è uno scontro, ma potrebbe essere anche un dialogo. Ecco, quello che manca è la decisione, cioè noi vogliamo che qualcosa si faccia perché oggi abbiamo aziende che rischiano di chiudere, abbiamo navi che rischiano di scegliere altri porti, come già sta già succedendo, e non soltanto italiani, quello è il problema, non soltanto italiani. Ecco, i numeri li hai detti tu prima, quindi è un elemento economico importantissimo per tutta l'economia della città e del nord-est. Però qui adesso vediamo se la nuova ministra De Micheli, non sappiamo, perché abbiamo anche incertezze di quanto può durare o meno questo governo, per cui non sappiamo. Perché mi pare che fra l'altro l'unica cosa su cui alla fin fine insomma un accordo ci sia è che è un'economia talmente importante per la città che bisogna mantenerla, sono stati fatti investimenti, ci vivono migliaia di persone, decidiamo dove farle andare. Ecco, il canale della Giudecca non è opportuno, però insomma operiamo perché possano andare in un'altra zona della città. C'è anche il canale retro Giudecca, c'è anche quello, è uno dei tanti progetti, però non si decide, quindi noi stiamo navigando a vista, per parlare così. È detto dal presidente del Propeller Club. In termini marittimi. Mi pare la migliore conclusione. Grazie a Massimo Bernardo, grazie a te, che è presidente del Propeller Club Port of Venice di Venezia, non solo però, è giusto anche ricordarlo, collega giornalista esperto in materia di cantieristica e di nautica, poi fra l'altro insomma operatore sul territorio in quel settore da un po' di tempo. Grazie, a voi alla prossima. Buon lavoro. Grazie.